Buonasera in diretta di nuovo con 20 e 10, stasera un ospite che abbiamo ospitato con grande piacere, il professor Stefano Zecchi. Buonasera. Grazie, buonasera. Il professor Stefano Zecchi è notissimo al pubblico televisivo, ma soprattutto è un filosofo, insegna estetica all'Università di Milano, è un giornalista, è uno scrittore, ha scritto decine di saggi e anche numerosi romanzi e a Venezia adesso si sta occupando della Biennale. Professore, intanto lei è veneziano, per chi non lo sapesse, lei è un veneziano doc. Puro sangue, sono nato in piazza San Marco perché lì mio nonno aveva praticamente diciamo laboratorio di calzature, perché era un artigiano delle calzature, faceva per persone importanti, da re ad Annunzio e anche al presidente dell'assicurazione generale, che gli aveva lasciato in affitto questa casa lì, e io sono nato e cresciuto lì, proprio lì. Senta professore, volevo partire dal titolo che abbiamo fatto stasera è Attacco alla bellezza, no? Cioè la strage di Manchester, ma in generale l'eversione islamica, no? Il cinismo, la crudeltà di ragazzi che si fanno esplodere mietendo appunto vite e anche dai volti, la bellezza dei volti dei bambini che sono stati trucidati da questo kamikaze, no? Sono nichilisti questi ragazzi, cioè non hanno nessuna volontà di difendere la vita, no? Anzi. Sì, non hanno capacità di comprendere il valore della vita e quindi attaccano i loro coetanei, perché sembra quasi adesso sia stata una guerra tra bambini, tra giovani. Questo accade perché io sono convinto che i processi di globalizzazione del nostro Occidente abbia portato un'enfasi sulle realtà economiche del nostro Occidente, come se appunto questo fosse il paradiso terrestre. Grandi flussi di immigrati e nello stesso tempo c'è questa critica così violenta al welfare occidentale che esaspera alcune figure, a mio parere, fragili psicologicamente, su un'idea di vita, di giustizia, di benessere che non è quella globalizzata occidentale, così radicalizzano questa loro visione del mondo e pensano che appunto il suicidio, la morte degli altri sia una soluzione. È la negazione della vita, la negazione della bellezza. La bellezza è sempre qualche cosa che costruisce, che progetta, è utopia, e non è un caso che distruggono vite umane e distruggono opere d'arte. Esatto. Perché l'opera d'arte è vita che racconta l'esistenza di un popolo, i suoi valori, la sua storia, e oggi c'è poco da fare, siamo in guerra, è una guerra. Ecco, lei quindi è d'accordo con Giuliano Ferrara che dice svegliatevi perché qui proprio uno scontro, è una guerra che dobbiamo combattere, dice Ferrara, no? Sì, non possiamo restare è una guerra. inermi. C'è un grande saggio, secondo me grande, di Haddington, Il conflitto di civiltà. Io in modo certamente più modesto, recentemente è uscito neanche 5-6 mesi fa questo mio saggio intitolato Paradiso Occidente. Cioè il nostro Occidente, pur con i suoi ormai risicati, delimitati valori, però rappresenta ancora una realtà sociale, culturale, religiosa, di libertà. E quindi è vero, c'è un attacco alla nostra storia, ai nostri valori, al nostro modello di vita. E in nome di che cosa? Ecco, della distruzione di questi, per poi si capisce che non c'è una regia se non l'idea di negare ciò che si ha.
sono gli esclusi, perché poi si vede che sono giovani che vivono, come questo assassino di Manchester, che erano perfettamente integrati, tra virgolette, perché evidentemente integrato non era nell'Inghilterra dove c'erano i suoi genitori, lui cresce lì, ma si sente un escluso e basta poco a far scattare la scintilla della visione suicida e omicida. Ecco, si dice molto spesso che in Italia si stanno creando i presupposti perché ci siano queste famiglie che si formano in Italia di migranti e poi quindi i figli delle seconde generazioni che si radicalizzano, che sono frustrati diciamo, dal modello occidentale e che poi reagiscono violentemente contro questa... È così, perché tante volte sento dire in modo così enfaticamente buonista: beh, ma sono persone che sono nate, cresciute lì, non c'entrano niente gli emigranti. Non è vero, perché c'è uno studio che è stato fatto di un francese, che adesso non mi ricordo, però credo che sia un allievo di Turenne, cioè ci sono i primi emigranti che ovviamente cercano subito la sistemazione, sono felici di aver lasciato la loro terra ai disastri della guerra o della fame. Poi la seconda generazione è quella che incomincia a inserirsi, a lavorare. La terza generazione è ormai quella che ha acquisito, diciamo, tutto quello che era del passato, e però si sente nonostante ciò emarginata. E quindi la sua radicalizzazione, come si dice per indicare un processo di rifiuto radicale appunto della società in cui vive, porta a questa esplosione. Allora, è l'emarginazione, pur essendosi integrati, ma evidentemente integrati non lo sono, nelle nostre città, nel nostro Occidente. Professore, cosa pensa dell'esodo dei giovani, no? L'altra migrazione, cioè i giovani italiani che vanno in altri paesi per studiare, per cercare lavoro? È diciamo, una fuga irreversibile, è un processo irreversibile? Da un lato è bello, perché a mio parere questa visione in cui movimenti di ragazzi che vanno da una parte e dall'altra, è bella l'idea che non esistano confini, che non esistano poi quelle idee protettive, culturali, per cui come la mia generazione, tu se andavi in Germania diventava, dico Germania perché la filosofia era fondamentalmente lì, diventava qualcosa legato proprio a un esodo, a un'incapacità di lavorare nel tuo paese. Oggi questo aspetto io lo trovo di per sé grandemente positivo. Diventa negativo nel momento in cui questi giovani si accorgono che nel tuo paese sei abbandonato, sei non riconosciuto nei tuoi valori, nelle tue capacità, e allora sei costretto ad andartene. Allora è questo momento della costrizione che è molto brutto e fa perdere delle energie culturali, lavorative importanti. Allora, se uno si sente di dover, per motivi, non so, familiari, la propria esistenza legata alla città in cui è cresciuto, si sente di dover emigrare per poter lavorare, questo è veramente malinconico. Se invece, come talvolta accade, e credo che oggi sia, grazie al cielo, la maggioranza, uno va perché tutto sommato a Londra, piuttosto che a Berlino, a Parigi, scopre nuovi mondi, ma sono nuovi mondi della nostra cultura, della nostra tradizione, questo è bello, quindi c'è questa possibilità di fusione, confusione, ed è quello estremamente positivo. Poi ci sono quelli che ritornano, questo è bello, l'idea del movimento, è molto meglio questi che quelli che restano in famiglia, che non si staccano, non si schiodano, quello diventa il vero problema. Lei ha insegnato anche in molte università straniere, in India, no? Quello è stato il mio... Che esperienza è stata? Quella è stata l'esperienza più grande, più bella, perché è stata a Calcutta, all'Università Tagore di Calcutta, ma tante volte si pensa chissà per quale strane situazioni della vita. No, io avevo una pubblicazione annuale, una rivista che editava Il Mulino, estetica, e un anno l'ho dedicata ai rapporti
dell'estetica tra Occidente e Oriente, e ho fatto più amicizia con questo professore che adesso non insegna più all'Università Tagore di Calcutta, il quale mi dice: ma senti, ma perché non vieni qui da noi a spiegarci il motivo per cui non si capisce più l'arte occidentale, quando la vostra arte era qualcosa di decisivo per comprendere i problemi religiosi, i rapporti di potere, sociali, cioè adesso non si capisce più niente. Cosa è successo? E così sono andato lì per 3 anni, non di fila, perché insegnando avevo 3-4 mesi il primo anno, il secondo anno ho preso il congedo, sono stato tutto un anno lì, poi non ho più avuto questa forza di andare, perché non era faticoso andare, era faticoso ritornare e riacquisire i ritmi di Milano. Io mi mettevo lì seduto in poltrona per riprendermi, e allora poi non sono più andato. Però è stata un'esperienza grandiosa, mi ha cambiato moltissimo. Sì. Senta, professore, lei è stato anche assessore alla cultura a Milano con il sindaco Albertini. La Biennale, allora, la Biennale è sempre fonte di polemiche, no? Mi pare che molte polemiche siano state generate da una sua iniziativa, no? Sì, il padiglione Venezia della Biennale è sempre stato dedicato per sua funzione, quando è stato edificato, all'artigianato artistico veneziano, all'artigianato veneziano, possibilmente artistico. Poi questa funzione si è persa, l'aveva acquisita Biennale, ne aveva fatto un padiglione di esposizione di arte, eccetera, e quest'anno il sindaco aveva chiesto, come dire, una specie di concorsino. Allora io avevo indicato il tema del lusso nell'artigianato d'arte veneziano. La giunta, l'amministrazione, è sembrato che questo potesse essere interessante, quindi mi sono messo al lavoro tardi, perché è stato a fine di febbraio che mi hanno dato questo incarico, e io sono contentissimo, perché le polemiche ci sono sempre, l'arte deve destare polemiche, perché se non le destra vuol dire che è una roba morta. Io sono ormai da anni un critico molto, se si posso dire, severo dell'arte contemporanea, perché dopo le grandi stagioni delle avanguardie, delle rivoluzioni formali, c'è ormai un friggere e rifriggere le stesse cose. E allora io sono convinto che si deve ritornare indietro. La cultura classica greca-romana aveva nell'artigianato la sua fonte. E allora io ho fatto volentieri questo lavoro di messi insieme di una storia del lusso veneziano, un racconto, non è ovviamente un mercato, come so, a Milano il mercato del mobile. No, ho voluto fare un'esposizione. I miei artisti erano queste realtà aziendali di alta tradizione veneziana, ma che hanno anche un rapporto internazionale, e raccontare una storia di Venezia attraverso le loro aziende. E certo, la gente vede che cosa? La bellezza, cosa che è espulsa da qualunque realtà artistica della Biennale. Mi hanno rimproverato di non essere in rapporto con la contemporaneità. Un articolo del Sole 24 Ore, una balla di tipo colossale e di malafede, perché io ho lì dentro 3 artisti, in particolare Maurizio Galimberti, che è un fotografo che lavora con le Polaroid, Cesare Ciccardini, un regista, che si sono messi in forte sintonia con l'artigianato, e quindi questo ha destabilizzato, se così si può dire, il modello d'arte contemporanea che la Biennale propone. Perché l'altra critica che io faccio con grande ferocia è che ormai il mondo dell'arte è in mano dell'alta finanza. È rischiosissimo da parte mia dirlo, ma lo ripeto, è in mano all'alta finanza, che significa che riesce a fare il bello e il brutto tempo con chi vuole, con gli strumenti anche più scorretti, per cui mettere un granellino di sabbia dentro questo ingranaggio diventa pericoloso per chi lo fa. Però io l'ho fatto per far capire che cos'è e come può essere il significato della bellezza dell'arte. Guardi,
se uno va subito nel padiglione centrale, una volta era quello d'Italia, ma è quello diciamo così direzionale, vede nella bandella di spiegazione questa frase. Il titolo della Biennale è Viva Arte Viva, e dice: Viva Arte Viva della Biennale è stata fatta con gli artisti, dagli artisti per gli artisti. Noi che abbiamo lavorato al Padiglione Venezia, io come curatore, abbiamo fatto questa mostra non per noi, l'abbiamo fatto per la gente, e quella gente risponde. Infatti abbiamo l'affluenza più alta di tutti gli altri padiglioni. Credo che attorno al mondo dell'arte ormai ruotano interessi enormi, no? Per cui è facile pestare i piedi a qualcuno. Pazzeschi, perché è un mercato controllato, adesso qui sto invece più prudente, controllato da poche persone e con un giro di affari straordinario, perché un mercato dell'arte non ha una base definibile. Perché se piglio un oggetto, non so, io piglio un portacenere, quel portacenere io non posso in un negozio andarlo a vendere a 1 milione, cioè, è matto. Però se quel portacenere, perché di questo si tratta, un critico me lo mette dentro a una galleria e mi dice che è un'opera d'arte, lo può far pagare 1 milione. Accanto al mio padiglione Venezia, per me lo sento mio, c'è il padiglione dell'Austria, ha messo dentro una sala una roulotte. Ecco. Allora quella roulotte diventa opera d'arte, quella roulotte sgangherata che uno neanche da rottamatta lo va a comprare a 100 euro, lì può valere 1 milione di euro. Questa è la Biennale. Davvero sconcertante. A proposito di finanza, no? Lei avrà seguito il dramma delle banche popolari del Veneto, Veneto Banca, Bipop, Vicenza. Ieri i vertici delle 2 banche sono andati a Bruxelles sperando che Bruxelles rinunciasse a chiedere ai privati l'investimento di 1 miliardo senza il quale non si possono ricapitalizzare, senza il quale ci sarebbe il fallimento. Oggi, come succede spesso in Italia, quando ormai non c'è più nulla da fare e certe aziende, soprattutto certe come l'Alitalia, sono lì che stanno precipitando, interviene lo Stato, no? E Padoan ha detto: vabbè, ha fatto capire che questo miliardo alla fine lo metterà il governo, con il piccolo particolare che uno pensa, sì, no, sono soldi, diciamo, dei contribuenti, no? Ecco, dico, non è un po' così grottesco che quando proprio non c'è più nulla da fare comunque paghi sempre pantalone? È grottesco, perché poi lì ci sono delle responsabilità ben precise, nomi, cognomi, indirizzi, cioè non è che sia una cosa metafisica. Ci sono delle persone che hanno sbagliato, hanno lucrato, perché molti di questi sono sotto inchiesta della magistratura, e in realtà dovrebbero essere loro. Il problema è quello che mettono 1 miliardo di euro o quello che è, anche per aiutare i poveri correntisti, perché poi come sempre paga pantalone, paga la povera gente. E io vorrei che pagassero i responsabili. Invece i responsabili sono tanto responsabili di essersi aumentati gli stipendi, le prebende, queste cose qui. È come l'Alitalia, è la stessa cosa. È possibile che non si sia capito che il piano industriale non funzionava. Lo capisce anche un bambino. Come fai a pensare che possa essere competitiva la tratta Milano-Linate-Roma quando c'è l'alta velocità? E perché non apri invece una serie di aeroporti medi, piccoli, su tutta la costa adriatica, che se io devo andare ad Ancona non riesco a trovare da Milano o è tutta scollegata. Perugia non la raggiunge neanche il Padre Eterno, se ci si mette di buona volontà. Ecco, queste cose qui le leggi, le capisci al volo, ti chiedi perché non sono state fatte. Questa delle banche è il dramma nel dramma. Il dramma perché c'è la povera gente che ha messo i soldi delle sue pensioni, e il dramma perché ti tocca far intervenire lo Stato quando lo Stato dovrebbe fare altre cose, no? Ecco, un'altra... invece chiedo io una cosa a lei. Ma è possibile che lo Stato possa intervenire? Non va contro le regole, se si vuole, burocratiche finché si vuole,
di Bruxelles. È possibile? È una domanda che hanno fatto proprio oggi al Ministro dell'Economia, che ha glissato un po' e ha detto ma insomma troveremo la maniera, no? Quindi non si sa bene con che cosa, una partita di giro, non si capisce, ma evidentemente hanno un meccanismo, forse qualcuno dice accontentando l'Europa su altri versanti, no? Magari fanno uno scambio di favori, poi sta di fatto che quando ci sarà la legge di stabilità, la manovra, aumenteranno le tasse, perché poi quel miliardo lì te lo fanno pagare sotto altre forme. Professore, tra l'altro un'altra notizia di oggi che riguarda il mondo della cultura è la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso di 2 direttori di musei bocciati a suo tempo, perché il ministro Franceschini aveva nominato 5 direttori stranieri, no? Per cui in parole povere il TAR ha stabilito che gli stranieri non potevano essere nominati e quindi diciamo salta la riforma. Franceschini è indignatissimo, c'è chi dice ha ragione lui a protestare, c'è chi dice ma insomma se ci sono delle leggi e delle regole che poi il TAR va a verificare, avrebbe dovuto rispettare queste regole. Sì, le regole vanno rispettate anche se il nostro paese le regole le rispetta quando gli conviene. Ma io volevo su questo ragionare solo sulla base delle competenze. Noi abbiamo delle scuole di storici dell'arte, di archivisti, di studiosi delle tradizioni culturali italiane fantastici. E devo dire che si poteva benissimo continuare ad attingere in questo caso al nostro patrimonio culturale. Non hanno voluto fare, questo secondo me è stato un errore. Adesso è un aspetto burocratico che viene, ma io so appunto che, per concludere, uno di questi che è arrivato da fuori si è dovuto far spiegare per un anno come funzionavano le cose da chi c'era prima. Ecco, questo non va bene. Certo. Professore, allora andiamo pochi istanti in pubblicità, state con noi perché poi riprendiamo la nostra chiacchierata con il professor Stefano Zecchi. Di nuovo in diretta con 20:10 il professor Stefano Zecchi. Professore, grazie molte per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Quando parliamo dell'attacco alla bellezza, in qualche modo anche la bellezza di chi ha il coraggio di superare le avversità, di andare avanti, no? Comunque. Però purtroppo questa società, lei sa meglio di me, che si è indebolita, insomma, evidentemente credo che siamo tutti un po' più fragili e il Veneto registra questo record macabro dei suicidi, cioè negli ultimi 3 anni tra partite IVA, i piccoli imprenditori, quindi parliamo di artigiani, ma addirittura anche giovani, soprattutto c'è una larga percentuale di pensionati, di persone in difficoltà, insomma 600 suicidi in 3 anni, che è un dato mostruoso perché se raffrontato ad altre regioni appare come davvero enorme, no? Secondo lei da cosa è dovuta questa strage? Che tra l'altro è una strage che passa spesso un po' sotto silenzio perché si dice ma poi ci sono i processi di emulazione, non bisogna esagerare, però nonostante non si esageri questi suicidi continuano. Certo, perché da un lato l'idea di poter essere additati come una persona che non è stata in grado di portare avanti il proprio progetto e quindi di aver dovuto licenziare anche amici diventa qualcosa di vergognoso. Dall'altro l'idea di non poter vivere quel senso di benessere che in fondo aveva accompagnato la parte precedente, più importante forse della propria vita, anche nei confronti dei propri familiari. Io posso capire questo, ma
il suicidio è sempre qualche cosa di vile. Io credo che bisogna avere sempre dentro di sé un po' di forza per poter continuare anche nella difficoltà, nel dolore, nell'umiliazione. Come ha detto lei, ha usato la parola forse più giusta, fragile. La nostra è una società fragile perché allora io ho una certa età, però non ho vissuto per la difficoltà dei miei genitori che hanno passato nel tempo della guerra i loro anni migliori. Io sono nato alla fine della guerra. Però ricordi della fatica, delle privazioni. Io mi ricordo quando è entrato in casa il frigorifero, che perché io piccoletto andavo con una retina, andavo a prendere il ghiaccio nella ghiacciaia. Ecco, la società si forma attraverso le difficoltà, attraverso delle scelte difficili, e quindi forse oggi, con tutto il rispetto di chi poi perde la vita, però bisognerebbe capire che il grande dono è la vita e come non può essere svenduto attraverso magari debolezze, paure del momento, vergogne. C'è una specie di mantra che io dico sempre a mio figlio, perché io sono un papà, come lei sa, diversamente giovane, e allora gli dico sempre ricordati questa cosa qui, walk, UOC, walk, che vuol dire umiltà, ottimismo e coraggio. E l'umiltà perché tu ti devi confrontare con la vita degli altri, non puoi pensare di essere superiore agli altri, devi imparare, continuare ad imparare. Ed è importante, l'umiltà non vuol dire umiliazione, l'umiltà vuol dire avere la capacità di ascoltare, di saper rispondere a tono nel momento giusto, farsi rispettare proprio nella propria umiltà. E poi ottimismo, perché senza l'ottimismo non c'è la speranza, non hai la forza di andare avanti, di guardare il futuro, tutto ti diventa drammatico, mentre magari basta poco per capire che niente mai è stabilito una volta per tutte. C, coraggio, quel coraggio è quello che ti fa capire che la vita è sempre un grande momento di decisione, che devi sapertela prendere, non ci sono santi, un attimo è una decisione, questa è la vita, non puoi rinunciare, non la puoi delegare ad altri questa decisione, devi avere il coraggio di assumerti le responsabilità delle scelte. Ecco, allora io in una società in fondo fragile, come lei ha detto, in cui un giovane oggi ha tutto e se gli manca qualcosa sembra una tragedia, sono lì che se non hanno il nuovo iPhone o iPad, quel che è un dramma. Far capire che non che si può fare a meno di certo. Io tra l'altro ho fatto vedere, io ho questo modernariato, io a mio figlio faccio vedere che si può benissimo telefonare con una roba del genere, ma lui deve comprare un telefono che gli costa 500 euro e forse anche di più. Ecco, avere il coraggio di saper rinunciare per poter fare un passo più avanti, oppure di decidere nel meglio. Ecco, questa società qui è fragile, proprio fragile, come lei ha detto. Bello, molto bello, walk. 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 Mi ha fatto venire in mente If di Kipling, che Montanelli suggeriva sempre ai suoi giovani redattori. Senta professore, abbiamo ancora pochi minuti, torniamo sulla Biennale, insomma, come il bilancio per ora è buono. No? È positivo, io sono molto contento di aver avuto questo incarico. Io spero che la gente vada alla Biennale, vada a fare un giro per vedere che cosa viene propinata per arte contemporanea. Adesso guardo dentro alla Camera, perché lei deve sapere che Maurizio Costanzo, la gente mi conosce soprattutto per quello, mi dice mai guardare dentro la Camera e mai guardarti. Mai, io faccio sempre seguito questo consiglio e quindi io mi auguro che la gente vada a vedere cosa viene spacciata per arte e vada dal Padiglione Venezia per capire quanto sia importante il senso della tradizione. La tradizione è la protezione
dell'origine, non è la venerazione delle ceneri, ti guardi attraverso la tradizione avanti e sei coi piedi solidi e rivedranno delle cose belle, e le critiche francamente mi rimbalzano perché sono tutti gli invidiosi. Esatto. Allora professore, davvero grazie molte, grazie davvero, speriamo di averla ancora qui a 20:10 nei nostri altri programmi, e ci vediamo prestissimo. Sì, grazie. Grazie professore, arrivederci, buona serata, state con noi su Antenna 3 Nord-Est.